Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1, ben ritrovati anche a chi ci sta seguendo nei nostri canali video, nei nostri canali social. Veneto 1 con voi, dedicato a conoscere i candidati e i programmi in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'ospite di oggi, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, è Elisabetta Uccello, candidata per Casa Pound. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, grazie per avermi invitato e per l'occasione per poterci esprimere. Senta, prima di parlare della vostra idea dell'Europa, dei programmi, non possiamo non parlare di alcuni fatti di cronaca di questi giorni che vedono protagonista, diretto o indiretta, Casa Pound o elementi vicini a Casa Pound. E andiamo a Torino, no? Al Salone del Libro di Torino. È successa una cosa che non era mai accaduta: un editore, una casa editrice vicina a Casa Pound è stata di fatto estromessa dal Salone del Libro, perché insomma edita libri considerati, tra virgolette, in passi il termine, pericolosi. Ecco, lei che cosa risponde su questa vicenda? L'episodio di Torino è sicuramente significativo. In che senso? Nel senso che innanzitutto la casa editrice Altaforte non è una diretta emanazione del partito politico Casa Pound. È vero che persone che hanno un ruolo all'interno della casa editrice sono militanti, sono esponenti di Casa Pound, ma la casa editrice non pubblica libri di Casa Pound, anzi diciamo che è un'offerta abbastanza eterogenea, e comunque in ogni caso la pericolosità eventualmente di quei libri è da individuare nel fatto che fanno una critica, mettono in dubbio il sistema, il pensiero unico, diciamo, attualmente vigente. Che cosa significa? Significa che tutte le critiche al liberismo, cioè a questo modello di società che si basa sulla forte competizione, sulla forte competitività fra paesi, forte competizione fra persone e forte competitività fra paesi, e vuole uno stato minimo esclusivamente garante delle libertà civili e non dei diritti sociali, chiaramente rappresenta un pericolo. Io faccio presente che comunque Altaforte ha pubblicato ad esempio un libro dell'avvocato Marco Mori che parla di Costituzione italiana, Costituzione italiana che oggi è stata non solamente completamente dimenticata, ma è stata abbandonata nel perseguimento dei fini politici di qualsiasi partito politico che oggi siede all'interno del Parlamento. Di conseguenza io vedo questa estromissione come più che altro un messaggio che vuole essere dato. Attenzione, perché noi stiamo utilizzando l'etichetta fascista per condannare non i partiti politici che vogliono fare luce su delle verità storiche, comunque, perché il fascismo non è stato un periodo tutto negativo, perché ha avuto un forte stato sociale, c'è stata sicuramente una rivoluzione culturale ed economica, che comunque utilizza il fascismo è un'etichetta che viene data a tutti i movimenti, tutti i partiti, anche tutte le associazioni che sono patriottiche e che vogliono il ripristino della sovranità monetaria e politica. Senta, mi perdoni la domanda diretta, ma lei si sente fascista, e se sì, in che modo? No, io non mi sento fascista. Io comunque mi rendo conto, da quello che ho studiato, chiaramente tralasciamo quello che viene insegnato nelle scuole, che effettivamente il secondo decennio del ventennio fascista e anche la prima Repubblica Italiana sono stati dei periodi in cui la politica nazionale ha lottato ferocemente contro un'ideologia liberista, cioè ha messo in pratica
la realizzazione di uno Stato sociale, che è quello che in questo momento sta facendo paura all'ideologia dominante. Qual è l'ideologia dominante? È il modello socio-economico degli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, perché io faccio parte di Casa Pound? Perché il programma politico di Casa Pound è un programma politico che prevede innanzitutto l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea, e adesso vedremo per quale motivo è importante magari uscire dall'euro e dall'Unione Europea, per poter applicare politiche espansive. Cioè, che cosa vuol dire? Riuscire finalmente ad avere di nuovo una moneta di Stato, una moneta sovrana, una sovranità politica, cioè la capacità, il potere di poter scegliere sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista di politiche economiche in generale, ciò che fa bene per i propri cittadini. E che cos'è che fa bene per i propri cittadini? La piena occupazione e il pieno Stato sociale. E torniamo adesso a temi politici. Mi pare di capire, insomma, che uno dei temi principali del vostro programma, della vostra campagna elettorale, sia quella di uscire dall'Europa e uscire dall'euro. Certo. Dall'euro. Ci vuole quindi tornare a battere moneta, riconquistare la sovranità economica. Sì. Può spiegare meglio sì, certamente, questa parte del suo programma? Allora, partiamo da qual è partiamo da qual è il modello corretto. Il modello corretto per poter garantire la piena occupazione e il pieno Stato sociale, e sfido chiunque adesso dei cittadini italiani, la maggior parte dei quali versano in condizioni di povertà, molti di estrema povertà, non ci sono tutele sociali, ce ne sono pochissime e sono residuali di una politica di decenni fa, prima dell'ingresso dell'Unione Europea. E questo è il poter applicare, poter perseguire la piena occupazione e il pieno Stato sociale è possibile solo ed esclusivamente se si possiede una propria moneta e si possiede la libertà di poterla spendere. Che cosa significa? Una moneta di Stato, una moneta cosiddetta fiat, è una moneta che appartiene allo Stato, cioè Parlamento e Governo indirizzano la banca centrale, che deve essere assolutamente dipendente dagli indirizzi, dalle decisioni, dalle direttive del Parlamento prima e del Governo poi. Per quale motivo? Perché la banca centrale, e questo lo ha anche definito molto bene l'economista Alain Parguet, deve essere il ramo bancario dello Stato. Che cosa significa? Quando lo Stato decide che deve essere speso tot per poter creare lavoro pubblico, cioè lo Stato non è che spende buttando i soldi dalla finestra, spende e crea lavoro. Dove? Nei settori pubblici. E cosa sono i settori pubblici? Sono quei settori che vengono chiamati servizi essenziali, che non possono essere un'azienda. Perché lo Stato deve poter fare, così come si suol dire, deficit, cioè spendere più di quanto incassa con la tassazione. Questo per quale motivo? Perché dal 1971 noi non abbiamo più una moneta a livello mondiale legata all'oro. È stata una decisione di Nixon, una decisione politica, una decisione che ha interessato tutti gli stati della terra. Cioè non è stata una decisione indirizzata specificatamente a qualche area geografica o qualche Stato, e di conseguenza lo Stato non è più legato a poter spendere in base a tanto quanto oro ha. Inoltre poter applicare questo tipo di politiche significa che non si hanno dei tetti per poter spendere. Cioè, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è un numero, il 3%, deficit PIL 3% o debito pubblico PIL 60%, peggio ancora adesso dopo il Fiscal Compact, trattato internazionale, pareggio di bilancio. Adesso magari vedremo anche che cosa significa questo pareggio di bilancio. Qual è l'obiettivo? La piena occupazione e il pieno Stato sociale. E questo è scritto nella nostra Costituzione. Cioè Casa Pound difende la Costituzione italiana. Il modello socio-economico che è delineato dalla Costituzione italiana è un modello socio-economico che prevede l'intervento dello Stato. In antitesi invece il modello dell'Unione Europea è un modello che
spesso viene chiamato liberista. Che cosa significa? Significa che il modello dell'Unione Europea vuole ridurre lo Stato al minimo. Lo Stato in quanto esclusivamente regolatore del libero mercato e della libera concorrenza. E questo è chiaramente scritto nell'articolo 3 del TFUE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ex articolo 2 del TUE. E che cosa ci dice? Che l'obiettivo dell'Unione Europea è la stabilità dei prezzi. Che cosa significa la stabilità dei prezzi? Significa che i prezzi non possono alzarsi sopra una certa soglia. Faccio una piccola postilla, è l'1,5% il tasso di inflazione, non possono alzarsi sopra l'1,5% della media del tasso di inflazione dei 3 paesi membri più virtuosi dal punto di vista inflazionistico, chiamato così. Bene, fatta salva la stabilità dei prezzi, articolo 3 del TFUE, allora parliamo di occupazione, che mira alla piena occupazione. Invece, che cosa ci dice l'articolo 3 della Costituzione italiana? La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà dell'individuo, impediscono che cosa? Il pieno sviluppo della persona umana. Che cosa ci dice la Costituzione? La Repubblica interviene per fare in modo che tutti i cittadini abbiano un lavoro che permetta il pieno sviluppo della persona umana e abbiano anche tutti quei servizi essenziali. Parliamo della sanità, parliamo della scuola, quindi dell'istruzione, parliamo delle strade. Ragazzi, basta che ci guardiamo intorno, insomma, come siamo messi, stiamo cadendo a pezzi. Cioè, se vogliamo dare un quadretto dell'Italia adesso, l'Italia sta cadendo a pezzi. Senta, 70 anni d'Europa, indipendentemente da come la si veda, ha significato comunque anche una pace, l'Europa che comunque veniva fuori da 2 guerre mondiali, e ha significato anche un sistema di welfare che probabilmente fa invidia ad altri paesi, all'America per esempio. È tutto da buttare via quello che è stato fatto in Europa? Sì, le spiego perché. Allora, 70 anni di pace, parliamone. In che senso? Nel senso, non ci sono state delle guerre, intestine in particolar modo, se vogliamo parlare della pace fra i Paesi membri, ma che cosa c'è stato? Tagliando la spesa pubblica, facendo in modo che gli stati debbano adeguarsi ad un tetto per poter spendere, togliendo agli stati il controllo sulla banca centrale e rendendo la banca centrale europea in questo caso indipendente dal controllo degli stati, che cosa è successo? È successo che è aumentata la disoccupazione. Oggi abbiamo una disoccupazione strutturale, cioè voluta e calcolata da formule, la formula del pareggio di bilancio strutturale della Commissione Europea. La Commissione Europea calcola una percentuale di disoccupazione. Quella percentuale di disoccupazione per la Commissione Europea è la percentuale che va bene per non far alzare i prezzi. Poi vediamo qual è l'altro sistema per non far alzare i prezzi, quello giusto, quello corretto, che permette invece la piena occupazione. Che cosa ha prodotto questa cosa? Ha prodotto una cosiddetta deflazione salariale, cioè se tu vuoi lavorare devi adeguarti a degli stipendi bassi, sempre più bassi. Oltretutto, non potendo lo Stato fare spesa pubblica, cioè dovendosi attenere ad un pareggio di bilancio fra spesa ed entrate, dov'è che i cittadini, anzi vogliamo essere un pochino più precisi, considerando i tassi di interesse sui titoli di Stato, abbiamo una tassazione maggiore da oltre 20 anni, si chiama avanzo primario, rispetto alla spesa pubblica che sta facendo lo Stato. Dov'è che i cittadini vanno a prendere i soldi, cioè dove cercano un guadagno? Sulle esportazioni. E dal momento che il sistema dell'euro all'interno dell'Unione Europea, all'interno dell'eurozona, cioè dei paesi che adottano l'euro, è sostanzialmente un sistema di cambi fissi fra ex monete, che cosa succede? L'unico sistema è riuscire ad esportare tanto per incamerare quella moneta che non è più possibile riuscire ad avere grazie alla spesa pubblica da parte dello Stato in lavori pubblici.
Quindi, come chiamiamo questa guerra commerciale al ribasso? La competitività, come la possiamo chiamare? Cioè, non è anche questa una guerra fra popoli? Io non vedo tutta questa gran solidarietà, collaborazione e cooperazione all'interno dell'Unione Europea. Sì. E per quanto riguarda il welfare, stessa cosa. Faccio un appunto: la Carta di Nizza, Carta di diritti dell'Unione Europea, parla di diritti agli articoli 20 e 21, ma parla esclusivamente dei famosi diritti civili. Siamo tutti liberi di poter fare qualsiasi cosa. Benissimo. Parla di diritti sociali? No. I diritti sociali sono fondamentali. I diritti sociali significa che tutti devono poter avere un lavoro, per tutti deve essere garantita in maniera eccellente la sanità, la scuola e le infrastrutture, la pulizia delle strade, tutti quei lavori che devono essere svolti dallo Stato come ente pubblico, non come azienda, perché se uno Stato possiede la propria moneta, non legata all'oro, una moneta che ha valore perché ha valore il lavoro, la capacità di produzione, il genio del proprio popolo, ecco che se non ha questa possibilità lo Stato, chiaramente tutti questi servizi non possono essere eccellenti. Se lo Stato ha questa possibilità non deve gestire questi servizi come un'azienda, cioè guardando l'equilibrio fra costi e ricavi, ma potrebbe tranquillamente andare anche in perdita, quindi essere ente pubblico. Senta, prima della domanda finale dell'appello al voto, le voglio chiedere una considerazione parlando dei partiti di destra o di estrema destra. Sì. Perché c'è questa frammentazione tra voi, tra Forza Nuova per esempio, andando verso un po' verso il centro, Fratelli d'Italia? Perché l'estrema destra, non il centrodestra, è comunque diviso in Italia? Beh, innanzitutto se per estrema destra intendiamo la destra sociale o perlomeno Casa Pound è un partito che ha a cuore valori civili identitari e invece valori sociali che promuovono per l'appunto il cosiddetto stato sociale, quello che lei ha chiamato welfare, a me non piace molto chiamarlo in inglese. E il Fratelli d'Italia è un partito a tutti gli effetti europeista, cioè Fratelli d'Italia vuole andare a cambiare l'Europa dall'interno. E il Casa Pound è a tutti gli effetti adesso l'unico partito che ha scritto nero su bianco nel proprio programma che è necessaria condizio sine qua non per poter non solo fiorire ma diventare da società, se ancora vogliamo chiamare società, insomma, una civiltà, l'uscita da questo sistema, del sistema dell'euro dell'Unione Europea. Perché Fratelli d'Italia vuole andare a cambiare l'Europa da dentro e noi, la Lega e insomma tutti i partiti, tranne Casa Pound effettivamente adesso, che si sono candidati alle elezioni europee, e noi diciamo no, guardate, questa cosa non è possibile. Innanzitutto vediamo la struttura dell'Unione Europea. Allora, Montesquieu diceva che i tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, devono essere divisi fra loro per poter assicurare la democrazia. Nell'Unione Europea questa cosa non funziona così, perché ormai penso che sia argomento di dibattito abbastanza comune. Mi auguro che tutti sappiano che il Parlamento europeo non ha potere di iniziativa legislativa. Il potere di iniziativa legislativa appartiene, articolo 17 del TUE, Trattato sull'Unione Europea, esclusivamente, scritto nero su bianco nel trattato, alla Commissione Europea. La Commissione Europea è l'unica che ha il potere di iniziativa legislativa. La Commissione Europea è un organo che non viene eletto dal popolo. I membri della Commissione Europea, compreso il Presidente della Commissione Europea, vengono scelti dal Consiglio Europeo e poi, dopo che vengono, che è quell'organo composto dai capi di Stato degli Stati membri dell'Unione Europea, e successivamente il Presidente e poi gli altri membri vengono approvati dal Parlamento Europeo. Questa cosa vale anche, che può anche respingerli,
Questa cosa vale anche per quanto riguarda il potere normativo, il potere legislativo. La Commissione europea fa una proposta di legge al Parlamento europeo che assieme al Consiglio dell'Unione Europea, i ministri degli Stati membri dell'Unione Europea, l'organo composto dai ministri degli Stati membri dell'Unione Europea, può scegliere se, può anche emendarla eventualmente in base al tipo di procedura legislativa, può scegliere se adottarla oppure no. Dove sta il potere? L'effettivo potere legislativo del Parlamento europeo, e soprattutto dove sta la separazione e l'indipendenza fra questi tre poteri? Il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. 20 secondi, un appello al voto. Perché votare Casa Pound? Perché votare Elisabetta Uccello? L'unica cosa che noi possiamo fare, e ve lo dico in tutta schiettezza, l'Unione Europea non è riformabile da parte del Parlamento Europeo. Gli unici che possono riformare i trattati sono esclusivamente i capi di Stato all'unanimità. Non si può legiferare all'interno dell'Unione Europea liberamente, cioè il Parlamento non lo può fare. L'unica cosa che può fare un candidato di Casa Pound che arriva al Parlamento Europeo è respingere qualsiasi cosa, chiamiamola così, arrivi dalla Commissione europea, e utilizzare una posizione di visibilità mediatica che in quel momento potrebbe avere per spiegare a tutti i cittadini europei, ai cittadini italiani, scusatemi, che l'Unione Europea è un strumento per radere al suolo tutti gli ultimi brandelli di stato sociale, e l'unica cosa che è possibile fare è esclusivamente riprenderci la nostra moneta e la nostra sovranità politica. E grazie a Elisabetta Uccello, candidata di Casa Pound, per essere stata qui con noi nei nostri studi. Grazie a voi. Grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Arrivederci. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.